Pazienti Covid che vengono dimessi dagli ospedali e curati a casa con la prescrizione della bombola di ossigeno liquido. La fornitura della regione è affidata a una ditta che ha vinto l'appalto. Federpharma Padova denuncia però che nel fine settimana i pazienti che finiscono l'ossigeno liquido non verrebbero serviti subito, ma il lunedì o martedì successivo. I familiari corrono allora nelle farmacie, le quali per ora possono vendere solo l'ossigeno gassoso, in bombole che hanno una minore capacità di quello liquido. Sarebbe stato opportuno che fosse stato fatto un decreto per la dispensazione dell'ossigeno liquido anche nelle farmacie, come è stato fatto in Lombardia. No, va permesso anche alle farmacie della provincia di poter dare l'ossigeno liquido. La disponibilità delle farmacie c'è per rispondere a una richiesta che già dallo scorso fine settimana si è fatta pressante. Io non ero di turno, ma so dei colleghi, ci sono state parecchie richieste di bombole d'ossigeno. Ovvio che sono riusciti a andare incontro e a dispensarle, però se la cosa dovesse farsi sempre più importante, non mandano più a casa il paziente Covid, devono tenerlo in ospedale. Serve quanto prima un intervento della politica sotto forma di decreto della regione. Oppure creare anche nella ditta che ha vinto l'appalto l'urgenza, cioè nel senso che venga consegnati in tempi 24 ore, insomma.